Ma perché non siamo mai andati in bici a Palmanova, né in mountain bike né in bici da strada? Ci andiamo oggi. Siamo già partiti qua sul ponte dell'Isonzo fra Pieris e Papariano, direzione Palmanova. Andiamo a bere il caffè nella città pentastellata. Pentastellata è giusto? Penso di sì. Penso di sì. Non inteso come dei 5 stelle, riferimento alla forma. Facciamo un bel giro a Palmanova, dai che ci sta, ci scaldiamo. Drittoni.cc, in uscita da Strassoldo, direzione Palmanova, 3 km al caffè. In arrivo a Palmanova. Tappatevi gli occhi. Ed eccoci, 22 km. Faremo un bel giro intorno alla piazza, scegliamo un bar e beviamo un caffè rigorosamente per asporto. Matteo chiede indicazioni, io mi bevo un cappuccino, il caffè al municipio, rientriamo. Allora, abbiamo esaudito il desiderio di venire a Palmanova in bici, però abbiamo chiesto conferma ed effettivamente non è consigliabile o non si può fare il giro della città ripercorrendo tutte le punte con la bici da strada. Forse Matteo con la gravel ci sta, ma io con la Roubaix, ma soprattutto questi pneumatici, meglio di no. Beh, sarà l'occasione perfetta per tornare in mountain bike e fare un bel giro, magari con il gruppo dei bastioni, che ci possono fare da guide. Sarebbe questo il giro. Sì. Qui a Versa andiamo a sinistra. Puntiamo Medea. Valutiamo l'Arapacis. Benvenuti a Medea. Attacco all'Arapacis. Andiamo a scaldarci un po' in salita.
Buongiorno. Signore e signori, Arapacis. Oggi non si vede niente. Sì, oggi il panorama non è dei migliori, ma comunque fa il suo. Metto l'antivento per la discesa perché non ho nessuna intenzione di prendere più freddo di quanto ne abbiamo preso fino adesso. Vediamo se riesco a chiuderlo con i guanti. Dai, mi sono incastrato con la cerniera. Tana rana. Ci togliamo il gusto dello strappo di Borniano, via Santa Fosca. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo fatto anche lo strappo di Borniano, ci siamo tolti lo sfizio, giusto per alzare un po' i battiti, scaldarsi ancora un po'. Oggi vi parlo solo quando passiamo su dei ponti sopra l'Isonzo. Comunque nel periodo non collegato siamo rientrati a Gradisca e adesso giriamo e prendiamo la salita per Castelmonte, direzione San Michele. Non credo che andremo fino a su San Michele. Qua di nuovo a sinistra, vai. Mi sono fermato a cambiare subito la batteria alla GoPro, così sono tranquillo con l'autonomia, e da qua si parte con la salita a Castelvecchio. Considerato che l'ultima volta l'ho fatta in mountain bike con lo zio per andare poi sul San Michele, oggi dovrei andare un po' più sciolto, bici da strada. Ok che ieri ho corso la gara degli scanellatori seriali, che praticamente era una crono di 20 km. Sono un po' stanco, ma comunque sto andando, dai. Che panorama, ragazzi, cavolo, che belle le montagne, che gola di andare a sciare, ma non si può. Questo è Castelvecchio e questo è Matteo. Com'è? Iniziamo il rientro qui nei dintorni di Polazzo
con questo tipico saliscendi carsico. Ok, siamo di rientro verso Ronchi. Io vi saluto, vi saluta anche Matteo. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Il video di oggi un po' così, ma abbiamo fatto più che altro un giretto. Abbiamo comunque esaudito il nostro desiderio di andare a Palmanova e sicuramente ci torneremo in mountain bike. Non credo a breve, ma ci torneremo perché ho voglia di fare il giro delle mura su sterrato. Lasciate un like, un commento se volete chiedere qualcosa. Come sempre la traccia del giro è in descrizione. Mi dimentico di dirlo ogni tanto, ma è sempre lì. Ciao, al prossimo video.